Trascorse le festività pasquali, risuonano ancora per la loro incisività e forza le parole pronunciate durante l'omelia del Venerdì Santo dell'Arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, che ha lanciato anche un appello al senso di responsabilità e all'impegno dei cittadini da un lato e di quanti ricoprono ruoli istituzionali dall'altro, a poche settimane tra l'altro delle elezioni amministrative. Monsignor Montenegro si è soffermato, lo ricordiamo, sull'esigenza di rintracciare, al di là degli schieramenti politici e coalizioni, bene comune e unità di azioni per guardare al futuro con speranza. Un'omelia di speranza con cui Don Franco ha cercato di spronare gli agrigentini, invitandoli ad essere promotori, artefici e non spettatori passivi e rassegnati. È apprezzata anche da diversi politici, tra cui il primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto, nonché candidato alle prossime amministrative, che oggi dice: «Ho molto apprezzato il messaggio dell'Arcivescovo Montenegro per i contenuti incisivi, l'analisi attenta sugli attuali problemi che affliggono la nostra città, ma anche per quelle soluzioni che ha cercato di dare, soprattutto a livello di conforto spirituale». L'esempio del Cristo morto in croce, che ogni anno si rinnova attraverso la commemorazione della Pasqua di Resurrezione, sottolinea Zambuto, deve essere da stimolo in ogni gesto della nostra vita e in ogni atto del nostro agire, soprattutto se si fa politica e se si gestisce la cosa pubblica per una politica che tiene conto dell'etica prima di ogni altra cosa. Per il coordinatore cittadino del PDL Renato Rametta è necessario parlare di un servizio politico che passi attraverso un preciso e quotidiano impegno, che esige una grande competenza nello svolgimento del proprio dovere e una moralità nella gestione disinteressata e trasparente del potere. È un dovere pertanto di tutti i cristiani, cittadini politici, amministratori, conclude Rametta, sentire la politica come un dovere e come un servizio, rinunziando a scorciatoie immorali o illegali, per cedere il posto alla conoscenza e alla competenza, che sono le virtù che devono caratterizzare chi ha scelto di avventurarsi nel difficile sentiero della politica. Secondo Mariella Lobello, candidata sindaco alle amministrative ormai imminenti, ancora una volta l'Arcivescovo Montenegro ha saputo rivolgersi alle coscienze di tutti i cittadini, cristiani, elettori e candidati, spingendoci a rivendicare il nostro ruolo di protagonisti e non di semplici attori. Don Franco, aggiunge la Lobello, ha dato la migliore risposta a chi in queste settimane ha tentato di tirarlo dentro a forza nel confronto politico, rivendicando il suo ruolo sempre e solo dalla parte della gente e chiedendo a Dio di illuminare i cittadini perché compiano le proprie scelte elettorali con obiettività e responsabilità. Insomma, ancora una volta Francesco Montenegro è riuscito a lasciare un forte segno con le sue parole in un momento storico particolare come quello attuale, di grave crisi economica e soprattutto etica e morale.